Ed eccoci qui, torniamo in diretta, amici di Radio.0, andiamo a seguire tutte le novità ed eventi e partiamo subito anche dal Festival di Musica e Territori nei Suoni dei Luoghi. È stata presentata la sua 25esima edizione, quella del quarto di secolo, 25 candeline, e conferma il suo carattere internazionale transfrontaliero. Sarà un'edizione veramente ricchissima, 34 i concerti che da luglio a dicembre interesseranno 28 comuni in alcune tra le più belle località del Friuli Venezia Giulia, dell'Austria, ma anche della Slovenia, e impegneranno oltre 160 artisti, unendo affermati musicisti internazionali ai giovani più promettenti. Tra gli obiettivi che la manifestazione si pone anche per questa edizione, che sarà la prima di un ciclo triennale che si chiuderà nel 2025, è presentare un calendario vario e originale sia di concerti che di attività collaterali, sviluppare l'approccio transfrontaliero grazie anche alla collaborazione con il Kulturny Dom di Nova Gorica per proporre un circuito di concerti lungo la fascia anche confinaria italo-slovena, e puntare il più all'ecosostenibilità con concerti in ambienti naturali senza amplificazione, con un basso consumo di energia. Novità di questa edizione è anche la direzione artistica. C'è la violinista Valentina Danelon, che quest'anno è affiancata dalla pianista di fama internazionale Gloria Campaner, che andiamo a sentire tra poco insieme alla presidente dell'associazione Progetto Musica che organizza l'evento, Alessandra Commisso. Io vi ricordo intanto che sul sito anche nei suoni dei luoghi.it, anche in questa simpatica brochure, trovate tutte le informazioni, e le attività collaterali sono veramente tantissime. Ma primo appuntamento già il prossimo 5 luglio alle 21 in Corte Morpurgo a Udine con il progetto internazionale Operazione Tango, con tantissimi protagonisti. Ma andiamo subito a scoprire di più. Siamo giunti alla 25esima edizione del Festival Nei Suoni dei Luoghi, e quest'anno con tre macro obiettivi così che ci teniamo a sottolineare, perché il primo è l'approccio transfrontaliero molto forte, quindi con una collaborazione con artisti sloveni, no? Che svilupperanno tutta una parte di concerti sul confine tra Italia e Slovenia in vista di Go 2025, quindi Gorizia nel 2025 capitale europea della cultura. Il secondo macro obiettivo, attenzione all'ecosostenibilità, quindi punteremo molto sul fatto di avere sia un contatto con la natura attraverso ad esempio dei percorsi, no? Arrivare nei luoghi a piedi, e una riduzione del materiale cartaceo. Ci sono i QR code su tutti i roll-up e su tutti i libretti, e un programma molto vario che fa incontrare tra loro diversi generi musicali, quindi sempre musica colta ma non solo classica, e anche altre forme d'arte come ad esempio la danza. Il festival in partenza a luglio durerà fino a dicembre. Ma sono contenta di cominciare io, in realtà sono l'ultima arrivata perché mi aggiungo in coda a una lunga serie di grandi direttori artistici, sempre un po' a quattro mani, quindi mi ha preceduto Stevan Milejković e ancora prima Enrico Bronzi, sempre vicini a Valentina Danelon, che è stata così gentile da invitarmi, telefonarmi, e mi ha detto: senti, salta su che abbiamo un'esperienza bella da fare insieme, da condividere, disegnare questa edizione del festival. Quest'anno festeggiamo 25 anni di artisti, di musica, e in luoghi molto belli. Potrete vedere poi nel calendario quali sono, però insomma sono tanti luoghi all'aperto durante l'estate, quindi giardini di ville molto belle, giardini interni invece di palazzi, alcuni luoghi dove sarà possibile svolgere anche un piccolo cammino, una passeggiata, quindi dal forte impatto ambientale e anche rivolto verso l'ecosostenibilità. E accanto a grandi artisti anche tanti giovani. Questa è un po' una mission parallela del festival, che da sempre, dalla sua formazione, cerca proprio di aiutare i giovani nei primi passi verso il mondo del concertismo. Quindi ospiteremo dei ragazzi da tutta Europa che abbiamo selezionato attraverso delle audizioni, e che quest'anno doneranno la loro musica, le loro radici culturali diverse di tutto il mondo. Sicredi Friuli da tempo sostiene questo progetto, è un progetto molto valido che si estende sui nostri territori e che ci ha aiutato a farlo conoscere e a farlo conoscere ai nostri soci. È molto apprezzato e quindi siamo molto vicini nei suoni dei luoghi. Abbiamo oggi avuto l'opportunità di portare il plauso, il saluto della Regione Friuli Venezia Giulia in occasione di questo festival, i suoni nei luoghi, perché come dice il titolo stesso danno l'affascinante possibilità di contemplare dei luoghi suggestivi, e la nostra regione ne ha tanti, e in quei luoghi ascoltare della musica di alto livello. Facendo così si riempie di bellezza l'anima, e lo fanno i luoghi, e si accarezza lo spirito con